Buon pomeriggio amici di Directa Sport, un saluto da Francesco Pala. Le immagini di Andrea Farris vi giungono dal Fraloci di Tortolì, dove sta per andare in scena la 12ª giornata di eccellenza tra il Tortolì del neotecnico Franco Giordano e il Sant'Elena Quartu. Cerca compagni, sta arrivando Sulis sulla destra, cross al centro in zona, Piroddi che va di testa senza però indirizzare il pallone, palla che finisce alta. Fischia Succu, parte Jesu dritto in porta, vola Daga a dir di no al numero 9 del Sant'Elena. Si buttano in mezzo in tre, occhio a Sulis, cross al centro in zona, Contu che si coordina per la botta al volo, Murata. Così invece sceglie di andare con la palla lunga verso lo scatto di D'Agostino, che riesce anche a spizzarla per il tiro al volo, tentato da Jesu, a un passo dal vantaggio il Sant'Elena. Che occasione! Poi serve sulla corsia mancina Contu, si sta sovrapponendo anche Alessandro Piroddi, servito in area, l'uscita di Sanna che va a vuoto, c'è un contatto a calcio di rigore. Fischia Succu, parte Piroddi, spiazza il portiere, porta avanti il Tortolì. Secondo gol in campionato dopo quello al Villa Simius per Roberto Piroddi, torna a segnare al Faraloci il Tortolì. Palla che sfila, occhio a Manca, palla per D'Agostino, in area di rigore, D'Agostino messo giù, calcio di rigore? Anzi no, si gioca, lo fa partire, sponda di D'Agostino per Manca, Minerva, il tiro murato dal portiere, Daga che poi si impegna, traversa, la palla è entrata, ha pareggiato il Sant'Elena, 1-1. Da capire chiaramente se il pallone effettivamente sia entrato o meno. Qui chiaramente non c'è la goal line technology che avrebbe indubbiamente aiutato questa decisione degli arbitri. E attenzione, perché il primo assistente annulla il gol del Sant'Elena, e questo chiaramente è una situazione abbastanza inusuale. Sembra però il 23, l'indiziato numero 1 alla battuta di questa punizione. Parte D'Agostino, palla di un soffio al lato del palo. Corner Tortolì con Contu alla battuta, zona dischetto, palla che sfila, Ferrareis, l'ha bloccata Gabriele Sanna che fa subito ripartire i suoi. Occhio perché la palla sfila, stava per combinare un pasticcio gigante Gabriele Sanna. Può puntare Sulis, tutto destro, Jesu in buca per Manca, gran palla, Manca, controlla ancora Manca, messo giù, non c'è ovviamente fallo di Larac, non concedere calcio d'angolo, ne scaturisce un'occasione per D'Agostino che ha calciato verso la porta, in bambola totale la difesa del Tortolì. Tocca centralmente per Minerva, occhio a Manca all'interno dell'area di rigori, occhio a possibili contatti, Manca invece va via, la mette dentro, D'Agostino appoggia, Minerva, Murato, non è finita, sta arrivando Mancusi che carica la botta. Rarinca in verticale per Cocco che salta al portiere, calcio di rigore ancora una volta per il Tortolì, intervento coi tempi sbagliati di Sanna che viene espulso. Incredibile finale al Fraloci, Sant'Elena in 8 addirittura. Fischia Succu, parte Cocco, 2-0 Tortolì che chiude i giochi, torna a vincere la squadra ogliastrina grazie a 2 rigori trasformati prima da Piroddi e poi da Cocco. Si aspetta naturalmente solo il triplice fischio dell'arbitro Succu, che infatti fischia 3 volte. Il Tortolì torna a vincere nella prima di Giordano, che festeggia il suo compleanno con 3 punti.